Beh, Unioncamere è economia, è impresa. La regione segue la cultura. Credo che se pensiamo a uno sviluppo di qualità, se pensiamo all'economia del futuro, quando il turismo in Veneto fa 64 milioni di presenze, il 40% è turismo straniero, il cinema propone il set ideale che è il Veneto, questo mondo del cinema si rivolge ai giovani e al lavoro, beh, credo che stiamo in qualche modo confezionando un progetto completo, cioè sinergia tra noi e il mondo dell'economia, rete in modo tale che mettendo risorse noi e il mondo dell'impresa facciamo un moltiplicatore, lavoro per i giovani, set ideale proponendolo al mondo, facendo lavoro tra il turismo. Sappiamo che ogni euro speso nel mondo del cinema ha un ritorno pari a 30-50 volte quanto si spende. Un'iniziativa dell'anno scorso che ha speso 100.000 euro in Veneto ha mostrato realmente rendicontato un ritorno di investimento delle imprese venete per conto di questa iniziativa di 2,5 milioni di euro, cioè 25 volte. Allora, se abbiamo un moltiplicatore economico, se forniamo un set ideale meraviglioso, se proponiamo il Veneto al mondo e lavoriamo con l'impresa, abbiamo fatto il nostro dovere.